A proposito di lavoro, lei ha citato i 160.000 disoccupati e ripete spesso io mi devo occupare di questo problema. Ecco, in che direzione si sta muovendo? Non so per cosa si può fare, trovare nuova occupazione, allungare la cassa integrazione, cosa si può fare? Ma guardi, innanzitutto io ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, se volete inquadrare le mani c'ho i calli, nel senso che dico che capisco cosa vuol dire lavorare. Ho fatto il muratore, ho fatto recinti per il bestiame da studente, ho lavorato nella pulizia delle pelli con una laurea in tasca, lo dico anche ai tanti ragazzi che sembrano che sia una roba impossibile, non sono figlio di papà, In officina... officina meccanica eccetera. Dico questo perché il tema è un tema importante, però bisogna stare attenti, cioè non è che si risolve il problema scaricandolo su qualcun altro. Oggi è politica inefficiente, ok, la politica è inefficiente, però tu hai anche l'obbligo, siccome non siamo più 20 anni fa, 30 anni fa, c'è internet, poi hai informazioni mondiali, di fermarti un attimo, di capire che la situazione nostra è la situazione del mondo ormai. Cioè la Germania è in recessione, la Spagna ha i problemi nostri, la Francia ha gli stessi problemi nostri, l'Austria, cioè, tutti, cioè, l'occupazione è un problema, c'è a Londra come a New York come dappertutto. Quindi innanzitutto il tema, perché dico questo? Perché non possiamo sempre buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cioè vedo che c'è un po' un atteggiamento comunque di dire tanto c'è il problema, è colpa di chi amministra. No, vorrei ricordare che è scoppiata una bolla della quale tutti noi siamo responsabili. Cioè non potevamo pensare di avere, e lo dico nel mondo della produzione, che uno cambi la lavatrice ogni 3 anni o cambi il televisore ogni 5 anni, perché ci siamo resi conto che avevamo una bolla produttiva tenuta in piedi da una bolla dei consumi. Tutti noi abbiamo arrestato i nostri consumi, tutti, dal disoccupato al miliardario, assolutamente. tutti. Siamo tutti impoveriti. Abbiamo tutti ridimensionato, però ci accorgiamo anche, lasciamo perdere chi vive in grossa difficoltà, che c'era anche molto del superfluo, che la banca stessa 5 anni fa ti dava un mutuo, bastava che tu gli mostrassi 4 muri e ti dava il mutuo ipotecario. Oggi si rende conto che quella casa rischia di non avere più mercato. Allora, noi cosa stiamo facendo? Abbiamo un patto per lo sviluppo fatto con le associazioni, firmato, sul quale c'è un investimento a leva di quasi 9 miliardi di euro, per investire su alcune linee, i giovani, la ricerca, l'innovazione, eccetera. Abbiamo investito sui fondi di accesso al credito di Veneto Sviluppo, più di 2000 accessi, il fatto di mantenere i finanziamenti, tutta una serie di iniziative, però, lo diceva Sant'Agostino, è come pensare di svuotare il mare con un secchio. Cioè i cittadini devono capire, essere al nostro fianco, non contro di noi. Non è che io posso creare 162.000 posti di lavoro in Veneto, per quanto bravo fossi, per quanto bravo sia, e ipotizziamo che ce la possa anche fare, ma poi non c'è il mercato del lavoro, cioè rendiamoci conto che lavorare vuol dire produrre, produrre vuol dire avere una produzione, quindi un prodotto deve avere un mercato. E qui si è rotto il meccanismo perché il mercato non c'è più. Cioè se io oggi non ho lavoro è perché la lavatrice qualcuno non la compra più come prima. Certo. E allora cosa abbiamo sbagliato? Si morde la coda. Cioè. Cosa abbiamo sbagliato? Mercato? Ok, andiamo sugli altri mercati, i mercati emergenti. Però il Brasile è una borsa, è un mercato che sembrava emergente, i famosi BRIC, il Brasile, la Cina, la India, l'India, insomma c'è un bel casino a livello internazionale. E noi poi in Italia abbiamo più casini perché abbiamo una classe dirigente cialtrona, abbiamo avuto gli scandali, adesso c'è Monte Paschi di Siena, insomma Monti parla tanto di IMU, il valore dell'IMU glielo abbiamo regalato a Monte Paschi di Siena, altro che quote latte, l'IMU è andata nel Monte Paschi di Siena e le quote latte non le ha create la Lega, il centrodestra o il centrosinistra, 30 anni di storia lo ricordo, ricordo sempre che ho la relazione se qualcuno la vuole. Presidente, a proposito di Monte dei Paschi di Siena, lei ha detto, e le risposte mi pare siano state abbastanza tiepide, molti si sono anche chiesti come mai, cioè lei ha detto riprendiamoci Antonveneta, no? Che poi è all'origine di questo bumbone di MPS. Ma guardi, a me ha fatto una domanda, mi ha detto ma lei cosa auspica che Antonveneta torni in mani venete? Sì, cosa c'è di strano? Allora, poi ci sono tutti gli esperti, i premi Nobel dell'economia che mi fanno lezione, ok. Se Antonveneta oggi non è in vendita,
e dobbiamo rispettare l'autonomia di Montepaschi che potrà decidere o meno di vendere, no? Se fosse venduta, io sono convinto che non andrà in rottamazione, non finirà negli outlet delle banche, qualcuno se la comprerà. Quindi do già una risposta a tutti quelli che dicono che non è un affare. Non sarà un affare per loro, ma qualcuno se la comprerà, no? Bene. Io dico, se c'è un'opportunità, potrebbe anche non essere un affare, la valuteranno i veneti, no? Spero che la valutino, perché sennò continuiamo sempre con la solita musica, il Veneto è gigante economico e nano politico, sì cazzo, però se è così vuol dire che qualcuno se lo merita anche, no? Perché se quando hai le opportunità non ne approfitti, attenzione, che la mia proposta su Antonveneta, riflessione, non è per la volontà di avere del rapace, di avere il controllo, no, no, no. Io dico che Antonveneta ha i conti delle famiglie e delle imprese venete. Sono preoccupato di una stretta del credito, sono preoccupato che possa andare in mani di chi magari dalle Cayman piuttosto che da Bruxelles o da Lussemburgo, in virtù di parametri e bilanci, dice chiedete un rientro del 20% dei crediti. E con chi vado a parlare io? Non vado a parlare con uno delle banche popolari che conosco, che vive qua e respira l'aria. Non è che posso andare a Parigi o negli Stati Uniti a parlare con una multinazionale, perché si mette a ridere. Se dopo queste sono minutaglie per molti esperti, vabbè, sono minutaglie. Io parlo ancora con gli operai e con i disoccupati, gli altri non lo so. Senta, siccome io sono convinto che lei nella riunione di condominio non è che l'amministratore la guardi come un... Ci vado io a riunione? No, no, lo so, ma dico, io fossi amministratore, il governatore del Veneto, non è che gli posso fare degli scherzi o maltrattarlo. Allora, siccome lei è stimato il governatore più amato in Italia, ma perché non prende sti banchieri del Veneto, li mette attorno a un tavolo e gli dice, oh ragazzi, vi siete beccati 257 miliardi di euro dalla BCE e ve li siete tenuti. Una parte di questi soldi li volete spalmare, dare alle famiglie e alle imprese? Ma è esattamente quello che stiamo facendo, direttore, con il Veneto Sviluppo, che è il momento di sintesi per noi, no? Veneto Sviluppo è 51% regione, 49% sono gli istituti di credito e è la finanziaria regionale. Lì stiamo facendo i ragionamenti. Però anche lì i cittadini, voglio spiegare, Veneto Sviluppo è una vigilata dalla Banca d'Italia, cioè è una banca. Non è che poi andano lì e dicono dammi Sky e questi ti danno i soldi. Volevo fare una battuta, se vigilano come hanno vigilato su MPS siamo a posto. Ma guardi, MPS è un bel guaio perché al di là del fatto aziendale, che è un fatto che potrebbe anche non coinvolgerci, no? Se uno amministra male la sua banca e la banca salta per aria, mi può dispiacere perché magari ci sono dei correntisti veneti, i cittadini in generale, ma poi per il resto dico ok, chi è causa somma pianga se stesso. Mi incazza invece quando scopro che gli hanno dato l'esatto montare dell'IMU dato alla banca. Cioè, io dico a monte dovrebbero chiedere questo i cittadini, come mai MPS è stata finanziata con questo sistema? Tutto qui, questa è la grande preoccupazione. E poi la credibilità internazionale, perché tu quando vedi un paese che le banche che saltano per aria come i tappi dello spumante, cominci a dire che cavolo di paese è. Penso che di credibilità, nonostante Monti se la venda bene, non so come vada a finire. Allora, veniamo un po' al voto, il 24-25 febbraio, come al solito sondaggi, pronostici, previsioni, che poi molto spesso vengono anche smentite dai fatti. Qual è, secondo lei, la tenuta della Lega a livello nazionale e in Veneto? Cominciamo da qui. Ma noi abbiamo un elettorato che ci è sempre stato fedele e che riesce a fare una riflessione che va al di là della contingenza, che capisce che con il valore del consenso che ci danno i veneti noi stiamo facendo l'impossibile, punto. Poi piace o non piace, Ciccio, Caio, Sempronio. Dico, rinvito, me l'ha chiesto all'inizio di questa intervista, rinvito a finirla questa pagliacciata dei bossiani o maroniani. È una pagliacciata peraltro che esiste in Lega, che per alcuni rischia di diventare anche lo strumento di miserie personali, umane, di piccole vendette, di scambio di prigionieri poco feriti, e di dire ma è bossiano, siamo Maroni e Bossi sono due lombardi, punto, Lombardia. Parliamo da veneti, i veneti si sono sempre arrangiati, e i panni sporchi si lavano in casa e si lavora a pancia a terra per i cittadini del Veneto. A me fa specie, qualcuno si è offeso perché quando c'era il grande dibattito dello schieramento, no? Sei con Bossi o con Maroni?
Innanzitutto io mi rifiuto, come dico, di mandare il cervello alla massa e di essere con qualcuno. E io risposi che tra due lombardi non sceglierei mai. E confermo questo, pur nutrendo stima nei confronti del nostro segretario Maroni, però altrettanto Veneto, che Veneto deve anche crescere un minimo come autonomia di pensiero. Il rapporto e l'autorità del segretario è indiscussa, Maroni è il nostro segretario, ma i veneti dovranno pur un minimo essere indipendenti nei loro ragionamenti. Quindi io dico fuori maroniani e bossiani dai discorsi, ragioniamo da veneti, diciamo che la Lega ha i presupposti per guadagnare consenso, c'è un'ondata di antipolitica importante, io spero che i voti all'antipolitica vadano, ma che siano voti anche di responsabilità nel condividere una strategia, perché al di là di dire c'ho il martellone pneumatico, devo demolire la casa, poi io vorrei anche la risposta su chi darà i letti, gli alloggi a quelli che sono dentro nella casa, come verrà costruita una nuova casa. Oggi siamo a livello di martellone pronto, abbiamo visto tutte le demolizioni degli ecomostri, no? Sì. Tutti lì fermi davanti alla ruspa pronta per demolire. Questa è la situazione che abbiamo oggi. Poi c'è il post ruspa e io spero non ci sia un fuggi-fuggi, bisogna stare lì poi. Abbiamo dei partiti che si propongono come demolitori e non governativi. Ok, posso essere anche io d'accordo con Grillo quando dice che gli dà lui le coordinate per molare una bomba in Italia, no? Simpaticamente. Ad Al-Qaeda, no? Bene, il tema è che fatto questo, poi c'è il lato 2 del disco che io vorrei anche conoscere, perché poi da amministratore quale io sono sempre stato, e robe quando c'è il problema va risolto poi. Senta, ma non trova abbastanza sconcertante, nonostante il fatto che da tempo si parla del voto di protesta, dell'indignazione della rabbia, che Grillo oggi, stando sempre ai sondaggi, sarebbe il terzo partito? Ma io lo trovo naturale. Intanto siamo a fine di un ciclo, ne abbiamo parlato in tempi non sospetti con lei ancora quando non si parlava di queste robe. E i cicli sono tutti di 20 anni in politica. Inizio anni 90 finisce questo ciclo, prima degli anni 90 fate un salto indietro di 20 anni, siamo agli anni 70, prima dopoguerra e così via. Per dire cosa? Per dire che finisce un ciclo, entrano nuove generazioni in politica, non trascuriamo che i ragazzi di 20 anni fa dovevano nascere. Anzi, scusi, quelli sotto i 23 anni sarebbero tutti per Grillo, stando sì, ma è logico. Io penso che il ragazzo che è innovatore, che vuole il cambiamento, che vede una politica piena di vecchi, dice voto dei giovani. È anche un po' arrabbiato, tra l'altro. Che è incazzato. Lei a 20 anni non era incazzato? Beh, abbastanza. Anch'io. Ma questi sono ancora ma io lo dico, guardi, lo dico con il pensiero e col cuore in mano ai ragazzi. Attenzione, perché l'età dell'incazzamento è giusta. Io ho fatto proteste, guidavo le proteste studentesche. Però poi a un certo punto bisogna anche guardarsi intorno, perché vi accorgerete pian piano, i vostri colleghi, uno andrà a scuola, si laureerà, un altro diventerà ingegnere, uno diventerà il presidente della regione, un altro diventerà il direttore di Rete Veneta, un altro diventerà il primario dell'ospedale. Nel frattempo ne resta uno solo con la bandiera in mano della protesta. Tutti gli altri si sistemeranno. L'ho vista io sta scena, l'ha vista lei, l'ha vista quelli prima di noi, la vedranno quelli dopo di noi. Lo dico perché poi c'è un tempo per la protesta e poi ce n'è uno per la proposta e la costruzione di un progetto. Quindi benvenga la protesta. Grillo ha approfittato della rete lasciata libera da tutti, e ben venga questo consenso che gli danno, dopodiché questo consenso dovrà essere responsabile. Non è che accade come accade ciclicamente che poi nessuno sa niente. Certo. Io spero che se prende i voti si proponga anche per governare. Presidente, ecco, però secondo me la differenza tra quella protesta e questa è che quella era anche abbastanza ideologica, no? C'erano anche i figli di papà che scendevano in strada e non ne avrebbero avuto nemmeno il diritto, avevano gli Eskimo, sprangavano dall'una e dall'altra parte, anche penso a quelli di estrema destra. Questi poveretti sono dei ragazzi che sono arrabbiati, ma più che altro rassegnati rispetto ad un futuro dove tutti gli dicono non andrete mai in pensione, non troverete mai un lavoro, andatevene all'estero perché qua non c'è niente da fare. Cioè, guarda, io la mia pensione, ho visto la tabella, ce l'ho 72 anni. No? Hanno detto anche... Io non ho eredità, non ho avuto nulla, la casa che abbiamo ce la siamo pagata col mutuo, per cui sia chiaro. Dico semplicemente ai ragazzi, liberi di pensare come vogliono, io sto sempre dalla parte dei giovani, venendo sempre dai mezzi giovani. Dico attenzione che poi è vero che il piangersi addosso e dire cazzo un mondo sfigato
cioè la lettura è quella, però attenzione che dal panettiere che fa le pagnotte di pane al professore universitario, prima o poi tutte quelle occupazioni verranno occupate da un ragazzo che oggi ha 20 anni. Dico, attenzione perché c'è sempre il furbo, poi guardi, io le dico la mia esperienza, quelli che hanno continuato a ragionare così dei miei anni sono così ancora oggi, tutti il resto sono sistemati e accadrà così, è inevitabile.